mercato Aglisero è una storia, una realtà che parte circa 8-9 anni fa, dopo un'esperienza appunto con la Coldiretti qui nella piazza di Sacile. L'allora amministrazione comunale ha pensato di gestire in proprio il mercato agricolo e ha inventato il nome, il marchio di Aglisero, Aglisero Sacile. Siamo partiti con poche realtà produttive, poche aziende, che pian piano poi nel giro di qualche mese è stato implementato fino ad essere quello che oggi vediamo, una realtà di 14-15 aziende. La carta vincente di questo mercato è la varietà di prodotti che sono messi a disposizione qui sui banchi, che vanno dalla frutta alla verdura, dal pane, dalle carni. Abbiamo 3 tipologie di carne, di coniglio, di pollo, di manzo, abbiamo pesce anche, miele e tutti quanti questi prodotti qua il cliente li può trovare tutti quanti qui nella piazza di Sacile. Noi siamo molto fieri, siamo molto contenti perché la piazza di Sacile risponde molto bene. Abbiamo in un certo senso fidelizzato i clienti perché prima di tutto i prodotti che noi mettiamo sul banco sono delle eccellenze del territorio e quando dico eccellenze parlo di prodotti di qualità ad un giusto prezzo, che spesse volte anche il prezzo è inferiore a quello che può essere il prezzo del supermercato e non è cosa da poco. In questo periodo qua poi noi siamo anche molto felici, molto contenti per il fatto che dopo essere rimasti chiusi, fermi col mercato per le problematiche di emergenza che ben tutti conosciamo, abbiamo ripreso già da qualche martedì e abbiamo avuto una risposta, una ripresa dell'attività direi invidiabile a questo punto, no? Si pensi che il primo giorno che siamo ripartiti alle 10:30 ormai tutti avevamo i banchi vuoti, pertanto un successo. Salve, sono Elena Santarossa, faccio parte dell'azienda agricola Santa Rossa Franco, è il titolare ed è mio papà. E noi tutti i martedì partecipiamo al mercato agricolo di Sacile e siamo molto contenti di fare parte di questo gruppo, siamo molto soddisfatti e soprattutto per l'afflusso delle persone ed sono tutte molto contente di venire qua da noi. Noi produciamo ortaggi principalmente e come frutta solo fragole. E abbiamo sempre ortaggi di stagione e cerchiamo di avere sempre dei prodotti più freschi possibili. La nostra attività parte nell'87, mio papà è il fondatore e siamo partiti con pochi prodotti per specializzarci e farne molti di più, produrre sempre più verdura di diverso tipo. Siamo soci dell'Aglisero e siamo partiti dall'inizio, siamo sempre stati tra i fondatori del gruppo. Parlando di Aglisero, per dare proprio voce e più spessore a questo gruppo, abbiamo pensato un anno fa di costituirci in associazione. L'associazione si chiama Associazione Aglisero Sacile, ovviamente, e che questa ha il compito di fare promozioni dei nostri prodotti, di tenere attive le nostre aziende in modo che possano esporre e vendere bene i loro propri prodotti, mettendo proprio in risalto la qualità e l'eccellenza di questi prodotti. Oggi sono qua in veste di sorvegliante per l'entrata per il flusso della gente, è vero, finora ha proceduto tutto bene, entrano molto regolari, la clientela si mantiene bene le distanze, molta gente come sempre da questo mercato che siamo molto contenti. Qua trovano un po' di tutto, vero, perché dalla frutta ai formaggi al miele, alla carne, roba e tutto, vero, e allora speriamo che continui così, che finisca anche questa emergenza. Lavoro per l'azienda Capovilla Michele di Castello di Aviano da 3 anni, è una bella realtà, è un'azienda
che è partita nel 1992 con i primi 30 capi ed ora ospita 550 animali. Sono animali che vengono cresciuti in modo naturale, con un'alimentazione naturale. Produciamo vari tipi di latticini, dalla mozzarella alla ricotta, allo stracchino, allo yogurt, allo spalmabile. Il latte di bufala è un latte ricchissimo di proteine di calcio ed è molto digeribile, mentre la carne della bufala è una carne ricchissima di proteine, di ferro. Sulla scala nutrizionale è la carne che ha meno colesterolo e meno grasso ed fa bene al cuore. E noi facciamo parte di questo bel gruppo che è AgriZero, è una bella realtà con tutte aziende che hanno prodotti propri e che soprattutto aziende che curano molto il proprio prodotto e le proprie coltivazioni, e quindi è proprio un mangiare sano, insomma. E ci fa piacere perché comunque i nostri clienti ci danno una grande soddisfazione. Siamo produttori da oltre 20 anni di latte vacino e ovi caprino, nonché trasformatori in formaggi. Siamo ripartiti dopo 2 mesi di fermo per causa Covid e siamo qui oggi presenti al mercato di Sacile, il mercato AgriZero. AgriZero è una nostra associazione che abbiamo creato noi un paio d'anni fa insieme ai miei colleghi che vendono verdura, frutta, altri tipi di formaggi. E niente, siamo contenti di essere ripartiti, è stata un po' dura in questo fermo. Abbiamo fatto consegne a domicilio, io e insieme alla nostra associazione ci siamo aiutati a vicenda. E niente che dire, siamo contenti, siamo felici di essere ripartiti, vedo che è un bel afflusso di gente, la gente è contenta di venire di nuovo al mercato. AgriZero è una bellissima associazione, nel senso che fa prodotti freschi, li porta direttamente al mercato, ma non fa solo prodotti e vendita, ma fa anche le dimostrazioni di vari prodotti. Vi spiego un po' meglio, a stagione, per stagionalità si fanno delle dimostrazioni, delle lavorazioni, per esempio noi magari verso l'autunno facciamo la lavorazione del latte, accompagniamo alla smilatura del miele, o chi fa la lavorazione delle fragole, o radicchio di Treviso anche. Insomma non siamo solo produttori e venditori, ma facciamo vedere anche le varie produzioni, come si fanno in campo alla gente, perché sia un po' più attaccata a noi al realismo di quello che è. Colgo l'occasione per ringraziare tutta l'amministrazione del comune di Sacile, chi ci ha dato una mano ad aprire, e spero si riparta alla grande e continui così.